Amici bellini, andiamo a parlare di questo calendario. Già c'è il profumo del campo quando si parla di calendario, delle date, ma a me interessano gli incastri, perché è lì che poi il tifoso si preoccupa un attimo della Supercoppa e la Coppa d'Africa e la Champions League. Cominciamo! Allora, non posso dire chi è il nuovo iscritto perché oggi ha deciso di non funzionare il sistema. Non fa niente, mi sono svegliato così. Benvenuto o benvenuta, perché potrebbe essere chiunque. Iscrivetevi al canale, sbloccate la situazione che sicuramente si sbloccherà e lasciate un like per il profumo del ritorno del campo, perché io già non ce la faccio più. Saranno mesi lunghissimi di calciomercato, Killman, poi adesso è stato ufficializzato Frattesi. Faremo degli approfondimenti di mercato in questi giorni, però la notizia di oggi è il calcio, è il calendario, e quindi noi con un Abrabam tattico andiamo, prima di vedere poi il calendario vero e proprio, che è sempre asimmetrico, lo ricordiamo. Con un Abrabam ci spostiamo per vedere quelli che sono gli incastri che secondo me ci interessano di più, perché se questo è il periodo in cui si parla Osimhen forse resta perché sta convincendo, lui vuole restare, se poi resta e non lo possiamo comunque utilizzare nel periodo fulcro, andiamo a vedere. Questa per esempio, prima di tutto, è la fase a gironi della Champions League, perché sto sentendo un pochino i vari commenti alla Coppa d'Africa, nessuno parla della Supercoppa, che poi tra l'altro non è una partita secca ma è un mini torneo con la finalina e poi la finale, la semifinale e poi la finale, e anche questo è importante. Ma gli incastri già li sappiamo. Questi incastri forse sono già stati considerati nelle date ovviamente della Serie A e bisogna farli così. Per quanto riguarda la Supercoppa, secondo me qualche data potrebbe essere poi spostata. Andiamo a vedere, quindi teniamo presente queste date, teniamo presente le date della Coppa d'Africa come ce lo dice il Corriere dello Sport, che quindi dura 4 settimane, comincia il 13 gennaio e finisce l'11 febbraio, quindi un mese intero, considerando che qualcuno magari viene eliminato prima e ce lo rimandano, ma questo non vale solamente per il Napoli, vale per tutte le squadre che hanno gli africani, e quindi lì il problema è sempre come ci ritornano, perché dopo queste manifestazioni e il dopo, scongiurando eventuali infortuni durante, e il dopo arrivano appagati, arrivano distrutti, sono campi di patate, e insomma teniamo presente questa roba qua, e teniamo presente anche la Supercoppa italiana che ha cambiato format, lo sappiamo, in Arabia Saudita. Vedi perché poi uno deve seguire tutti i video e deve lasciare i like, e non c'è dubbio, perché il calcio sta andando in quella direzione là, e non è che tu dici l'Europa fa qualcosa per... No, si va e si rende ancora più interessante anche chi ci ospita. Tra il 4 e l'8, quindi il 4 la prima partita, il 5 la seconda partita, e poi l'8 ci dovrebbe essere la finale. Questo già ci porta a pensare che potrebbe capitare durante la calendarizzazione di Torino-Napoli, che è l'ultima del girone d'andata. Ma noi con uno screenshot diciamo eventuale andiamo a vedere quello che succederà. Per analizzare la situazione dei calendari, il Napoli comincia con la neopromossa Frosinone, comincia in trasferta, a quanto pare sotto richiesta del Napoli. Questa è una cosa che ritorna spesso, il Napoli richiede di fare la prima partita in trasferta, va bene così, si comincia con il Frosinone e sono tutte partite, ovviamente ci sono dei paletti quando si fanno, ecco perché poi dice è pilotato. Nei commenti scrivetemi immediatamente, non c'è dubbio, ma poi prima o poi devi incontrarle tutte. Scrivetelo perché lo so che lo state pensando, perché lo dicono tutti, è la più grande banalità del calcio. È vero, perché è vero, ma noi sappiamo che il quando è importante, perché se prendi i filotti difficili, se cominci in un certo modo, lo sappiamo che cominciare in un certo modo fa bene alla squadra, una squadra che dovrà amalgamarsi, che deve capire il nuovo allenatore. Questa poi è la situazione. L'anno scorso avevamo il dubbio
ci sono dei nuovi elementi che si devono amalgamare, vedi Kim con la difesa e per esempio Kvara, il resto bene o male ha avuto il tempo di organizzarsi, però avevamo Spalletti e quindi c'era una continuità di lavoro e i compagni possono anche dare un consiglio al nuovo arrivato: con Spalletti devi fare così e va benissimo. Adesso abbiamo però un cambio di allenatore e quindi sperando di cambiare il meno possibile nei giocatori e avere una continuità almeno nella rosa, che non sia la continuità della gestione tecnica. Si comincia con il Frosinone, il resto delle squadre, insomma, il Milan va a Bologna, vediamo insomma le big, le sorelle, perché poi ci interessano tutte, ma le sorelle. L'Inter comincia col Monza, la Lazio va con Lecce, Roma Salernitana, Sassuolo Atalanta, che poi tra di loro si dicono Scansuolentus, Atalantentus, fantastici, e poi Udinese Juventus, vediamo qui. La seconda giornata, il Napoli in casa ospita il Sassuolo, lo vediamo qui, sempre non ci sono grandi scontri diretti, Roma va a Verona, eccetera eccetera. Qua si comincia subito con una doppia partita in casa, questa è la particolarità dell'inizio del campionato, perché il Napoli dopo il Sassuolo ospita la Lazio e questo è il primo scontro importante al vertice. La Lazio di Sarri, il terzo anno di Sarri, tutti stanno parlando attenzione alla Lazio di Sarri ed è giusto avere un occhio sulla Lazio di Sarri. Li incontriamo subito, quindi incontriamo una squadra rodata dopo il terzo anno e noi invece siamo con il cambio, ma speriamo di avere la continuità sulla rosa, sotto questo punto di vista non c'è dubbio. Inter e Fiorentina è una partita interessante, ovviamente Roma-Milan, e quindi già abbiamo degli scontri che potranno dirci qualcosa sulla forza delle sorelle. Dopodiché alla quarta giornata il Napoli dovrà affrontare il Genoa fuori casa. C'era un gemellaggio, non sappiamo se c'è ancora, ci sono notizie discordanti sotto questo punto di vista. Fiorentina-Atalanta è una partita interessante e poi vediamo c'è Juventus-Lazio e c'è il derby di Milano, quindi già alla quarta giornata si comincia a fremere. Però questo inizio del Napoli, vi devo dire, non è male, perché al di là della Lazio, poi sulla carta sono trappole, quelle piccole sono trappole, quelle grandi sono difficili, però bisogna dire che il Napoli ha tutto la tranquillità di affrontare Frosinone, Sassuolo, dopo aver affrontato la Lazio affronta il Genoa e adesso si affronta il Bologna fuori casa, e quindi questo è un inizio che si può considerare abbastanza morbido. Non mi posso lamentare di questo inizio, onestamente. Alla sesta giornata abbiamo l'Udinese. Abbiamo Napoli-Udinese, ma qui già dobbiamo considerare, e ho dimenticato di dirlo subito, che tra Napoli-Genoa, anzi tra Genoa-Napoli, che dovrebbe essere il 16 settembre, e Bologna-Napoli, che dovrebbe essere il 23, c'è la prima partita di Champions, che avverrà o il 19 o il 20 settembre. Quindi dobbiamo tenere presente il calendario della Champions. Magari lo metto qua su, in modo tale che voi lo vedete, mentre vedete i vari ecco. Ci organizziamo e quindi mentre io vi dico le cose voi vedete anche la data qui, ovviamente c'è la fase da gironi da tenere presente. Insomma, dopo Napoli-Udinese abbiamo Lecce-Napoli, mentre il Milan deve affrontare la Lazio, mentre altri scontri al vertice, c'è Atalanta-Juventus che probabilmente è interessante, quindi Napoli con il Lecce. Dopodiché tra Lecce e Napoli e la prossima ci sarà la seconda partita del girone di Champions, quindi Lecce-Napoli, partita di Champions, e Napoli che va ad affrontare all'ottava giornata la Fiorentina in casa, e qui abbiamo il derby della Juve, abbiamo Lazio-Atalanta che è interessante, e insomma una bella giornata anche questa, Napoli-Fiorentina. Poi mentre aumentano, perché ci sono delle squadre che hanno una rivalità storica innata con il Napoli, e una di queste è sicuramente l'Hellas Verona, che si affronta probabilmente il 21 ottobre, però vedi, se voi guardate la fase a gironi 24 e 25 ottobre, quindi potrebbe essere un anticipo del 20 ottobre. Questo lo scopriremo solo vivendo, secondo me. Secondo me non lo sa nemmeno la Serie A come si devono organizzare. In questa giornata c'è Milano-Juventus, e quindi tra la nona giornata, che è Verona-Napoli, e la prossima giornata, la successiva giornata, il 10, che sarà Napoli-Milan, attenzione, tra queste due partite abbiamo un'altra partita di Champions. Quindi vedete com'è fitto qui il calendario. Se l'inizio io vi dico è
plausibilmente morbido, perché si può fare, e qua tu devi fare Verona, Champions e Milan, e mica è facile. Quindi vai Napoli, pessimismo sul mercato, pessimismo, pensa alle varie ammonizioni, alle squalifiche, agli infortuni, e rimpolpa le riserve. La rosa deve essere bella folta, non sappiamo se Garcia la pensa come Spalletti. Per quanto riguarda i titolarissimi non sappiamo come affronterà il turnover. Dobbiamo essere preparati, dobbiamo assolutamente essere preparati. 11ª giornata, quindi dopo la partita con il Milan, il Napoli c'ha questo altro derby, che è quello con la Salernitana, che anticipa un'altra giornata di Champions che ci sarà alla prossima, e la partita con l'Empoli. Quindi in questa abbiamo, diciamo, uno scontro interessante, che è sempre Fiorentina-Juventus. Atalanta-Inter è sicuramente una partita interessante. C'è la giornata di Champions tra l'11ª e la 12ª, e il Napoli poi affronterà l'Empoli in casa. Dopodiché cominciano le cose proprio difficilissime. Perché l'avete sicuramente sentito, ma magari dovete vederlo sulla carta per capire. Atalanta-Napoli, partita tostissima, fuori casa. La Juve affronta l'Inter, il Milan la Fiorentina, tutto molto interessante. Ma pensiamo un attimo al Napoli. Atalanta-Napoli, poi c'è un'altra partita di Champions e non sappiamo, speriamo, insomma, un sorteggio niente male. Dopodiché Atalanta-Napoli, partita di Champions, Napoli-Inter, mentre il Milan con il Frosinone, la Juventus con il Monza. Questa è una partita tosta per noi, è una giornata tosta per noi. Dopodiché Napoli-Inter, dopo Napoli-Inter lo sapete già perché l'avete sicuramente visto, c'è Juventus-Napoli, mentre le altre bene o male, sì, c'è Atalanta-Milan sicuramente, ma c'è Juventus-Napoli, poi c'è un'altra partita di Champions. E poi c'è una partita che nessuno sta considerando, ma che io ritengo tostissima, che è Napoli-Cagliari, perché voi vi siete dimenticati la rivalità atroce che ci sta tra i tifosi del Cagliari e Napoli. E ricordiamo proprio di presidenti, giocatori che avevano detto i presidenti che avevano detto ai giocatori: mi raccomando, la partita contro il Napoli per i nostri tifosi è più importante di tutto il campionato, quindi mi raccomando, ci sono dei premi per voi se riuscite a battere il Napoli. E quindi questo è il periodo tostissimo. Dopo il Cagliari c'è pure la Roma, quindi qua ragazzi veramente difficile. Questo periodo sarà un periodo tostissimo, dove si capirà probabilmente la forza reale del Napoli di quest'anno. Vedete, c'è Roma-Napoli e il resto, altri scontri al vertice, no, è Roma-Napoli il big match di questa giornata. Dopodiché c'è Napoli-Monza, andiamo a vedere. Alla 18ª c'è Napoli-Monza, il Milan col Sassuolo, la Juventus con la Roma, e il resto è poca roba. Dopodiché arriva il momento in cui bisogna pensare alla Coppa d'Africa e alla Supercoppa, perché siamo qui al 29 dicembre, al 30 dicembre, si giocherà anche a Natale, ci dicono, anche all'ultimo dell'anno. Non ha importanza perché questo riguarda tutti, ma alla 19ª, che sarebbe l'ultima partita del girone di andata, c'è Torino-Napoli il 6 gennaio, secondo loro, lo vedete scritto qua, il 6 gennaio. Quindi io toglierei in questo momento lo schemetto della Champions e comincerei a pensare a quello della Supercoppa, che lo mettiamo qua e lo cominciamo a considerare, perché tra il 4 e l'8, quindi io non credo che si possa giocare Torino-Napoli il 6, se poi il 4 e il 5 tu devi giocare, devi andare in Arabia, poi torni per giocare il 6, poi fai che fai? Riparti per andare all'8. Quindi probabilmente questa partita verrà spostata e si riparte poi con la 20ª giornata con Napoli-Salernitana. Lo vedete qui, possiamo togliere le date della Supercoppa che oramai sarà andata, e quindi abbiamo Napoli-Salernitana per riprendere il girone di ritorno. E qua dobbiamo cominciare a pensare che c'è la Coppa d'Africa, quindi qua cominciamo a mettere lo scheletro della Coppa d'Africa, che li teniamo presenti, la mettiamo qui. E quindi le partite che interessano la Coppa d'Africa, questo è proprio quando il 13 gennaio comincia la Coppa d'Africa, il 13 gennaio porta Napoli-Salernitana. Quale altra partita è a rischio per i vari Anghissà, Osimhen? E andiamo a vedere, alla 21ª giornata c'è Sassuolo-Napoli, quindi come il Napoli, guarda, questo è un caso fortuito, come il Napoli incontra il Sassuolo all'andata alla seconda giornata, incontra il Sassuolo al ritorno alla seconda giornata, e anche la Lazio
corrisponde perché alla terza giornata dell'andata e la terza giornata del ritorno, alla 22esima abbiamo il ritorno con la Lazio in casa loro, 27 gennaio, e quindi già qui probabilmente c'è stata una pausa e speriamo insomma di non doverne farne troppe di partite con la Coppa d'Africa in atto, perché dopo Lazio-Napoli c'è Napoli-Verona e quindi voi lo sapete cosa significa Napoli-Verona. Ci devono spiegare Napoli-Verona mentre c'è Inter e Juventus, qua ci devono spiegare ovviamente Napoli-Verona. Ci devono spiegare Napoli-Verona, e poi sperando che Napoli-Verona 3 febbraio, magari si arriva alla finale l'11 febbraio, ma magari non è la Nigeria, non lo so, non voglio augurare niente di male a nessuno, perché alla 24esima abbiamo un big match importante, il 10 febbraio c'è Milan-Napoli, speriamo, che vi devo dire, che la Nigeria sia stata eliminata, perché ancora a Milano, ancora col Milan, niente Osimhen, sarebbe veramente una cosa clamorosa. Stiamo sempre considerando che Osimhen non viene venduto, e quindi il 10 febbraio Milan-Napoli, poi c'è Roma-Inter, un altro big match molto molto interessante. Dopodiché a seguire Napoli-Genoa e poi ritorna la partita tra Polona, che secondo me sarà quella la partita che interessa ai sardi. C'è Cagliari-Napoli, quindi noi togliamo nel frattempo la Coppa d'Africa che è finita e dobbiamo poi farci, ovviamente ragazzi, io ho considerato solo la fase a gironi, non voglio ancora, anche per scaramanzie, pensare agli ottavi, ai sedicesimi, ai quarti, alla finale di Champions League, e non considero nemmeno la Coppa Italia perché ADL ha detto che la Coppa Italia non gliene frega niente, quindi non la voglio considerare, però ovviamente questo si dovrà sviluppare. Dopo Cagliari-Napoli ritorna la Juventus, che alla 27esima avrà già nel frattempo licenziato Allegri e ingaggiato Spalletti, lui e il tatuaggio, perché adesso sta dicendo sta ritrattando Spalletti, stiamo calmi su tutto questo. E quindi c'è Lazio-Milan che è interessante, ma c'è Napoli-Juventus che secondo me è ancora più interessante. Dopodiché, una volta incontrata la Juventus, restiamo nell'ambito delle squadre di Torino e quindi facciamo Napoli-Torino, e quindi abbiamo una doppia in casa, Napoli-Juve e Napoli-Torino. Dopodiché c'è Inter-Napoli, dobbiamo muoverci noi alla 29esima, andare a Milano, e c'è Inter-Napoli, mentre le altre big hanno partite un po' più facili, forse Atalanta-Fiorentina è quella più equilibrata e interessante. Inter-Napoli chiama a sé Napoli-Atalanta, quindi le due nerazzurre che si susseguono una dietro l'altra, e qua poi il Napoli dovrebbe avere un momento di pausa, poi non lo so che cosa ci sta nelle altre competizioni, però abbiamo nell'ordine il Monza fuori casa, ospitiamo poi il Frosinone e alla 33esima andiamo ad Empoli. Lo vediamo qua nella giornata dove poi ci sarà il derby di Milano, mica male. Poi arriva il momento di ospitare la Roma e poi alla 35esima si torna ad Udine in un periodo 4 maggio, il 5 maggio che è diventato oramai mitico. Chissà se ci sarà un posticipo, un anticipo, se quella sarà la data. È una data che oramai ci risulta simpatica per quello che è successo l'anno scorso di quei tempi. Ovviamente su un campo che ci risulta a questo punto simpatico, che però vediamo se riusciamo a fare lo stesso miracolone dell'anno scorso. Dopodiché ci sarà un trittico secondo me abbordabile di partite dove il Napoli deve affrontare il Bologna in casa, la Fiorentina fuori casa, che insomma abbordabile, vediamo in che forma sarà la Fiorentina, e in ultimo chiudere in casa con il Lecce, Napoli-Lecce al San Paolo Maradona. Insomma ragazzi, questo è quanto. Secondo me l'inizio è fattibile, ci sono dei momenti tostissimi quando c'è la Champions, c'è quel periodo Atalanta Champions, Inter, Juventus Champions, Cagliari e Roma, quel periodo là è proprio tosto, però anche l'anno scorso abbiamo avuto un periodo del genere dove si affrontava la Champions, poi c'era la Lazio per lo mezzo, insomma il Napoli fece benissimo, quindi è inutile dire l'inizio le vinciamo tutte, vai tranquillo, e quella fase lì comincia, qua facciamo un pareggio, qua perdiamo, qua vinciamo. Lo sapete, no? Che queste tabelle non hanno funzionato e che non servono a niente. Il quando ci spiega che dipenderà dallo stato di forma delle squadre, dai momenti in cui le affronti. Certe partite sono più facili da affrontare all'inizio e altre sono più difficili da affrontare dopo. Se ci sono squadre che si devono salvare nel finale, hanno un atteggiamento completamente diverso rispetto all'inizio. Quindi il Napoli è bene che cominci subito bene, che si crei quella fiducia nella squadra, che si dica ok, non c'è più Spalletti,
magari non c'è più Kim, ma noi siamo forti lo stesso, si crei quell'ambiente, insomma, anche con i tifosi, insomma, di felicità e di tranquillità, in modo tale da viaggiare senza patemi d'animo, senza avere quella cosa, dobbiamo vincere per forza di nuovo. Sarebbe fantastico farlo, perché nella narrativa si dice sempre vabbè, ma è stato un caso, e cerchiamo di dimostrare che non è stato un caso. Se mantieni un asse, insomma, offensivo con Kvara e Osi, io penso che la Serie A si debba mettere paura, nonostante abbiamo cambiato l'allenatore e quindi qualcosa dovrà cambiare inevitabilmente. Però se tu mantieni un assetto così pericoloso, contemporaneamente non è che possiamo esultare per tutti i cambi che stanno succedendo. L'Inter che perde Brozovic e mette Frattesi, uno può dire vabbè, ma ci hanno perso, va benissimo, ma pure noi pensavamo di averci perso mollando i nostri big e prendendo quelli là, quindi dobbiamo stare veramente prudenti e calmi. Non vedo l'ora di vedere la maglia, sono tutto ringalluzzito per la maglia, che manca pochissimo perché oggi è martedì, quindi martedì prossimo la maglia. Chi non sa il fatto del martedì se lo fa spiegare dagli altri. Da New York, Valerio Frido è tutto. Dai, sono contentissimo. Poi parleremo di mercato probabilmente domani. Qualcuno dice che per Killman c'è stata un'accelerata fortissima, me lo studio magari e facciamo un approfondimento, a meno che non sia un'altra cosa inutile, ma noi qualche cosa dobbiamo studiare, e almeno abbiamo dei nomi più pregnanti, facciamolo. Sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi, cambia. Ah, ma no, che meraviglia, io me li fai. Sono Saverio Asoli. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete lasciato i like? Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.